La Juventus batte il Milan 1-0 e torna prima in classifica. Questo è il commento del tecnico bianconero Maurizio Sarri. Ronaldo bisogna ringraziarlo perché si è messo a disposizione, perché te l'ho detto, tanti nelle stesse condizioni stamani avrebbero fatto un passo indietro. Lui si è messo a disposizione, ha giocato, la sensazione era che il ragazzo era un po' in difficoltà e siamo andati alla sostituzione. Se lui si arrabbia per una sostituzione dopo tutto quello che ha vinto, a me fa molto piacere, perché significa che ha la testa ancora pienamente coinvolta e vuole dare una mano alla squadra a tutti i costi. Quindi io quando un giocatore lo sostituisco e esce con un minimo di giramento, a me piace, io sarei molto più preoccupato del contrario. Quelli che togli dal campo e per loro è uguale, quindi quello mi preoccuperebbe. In più c'è da considerare, lui ha fatto sacrifici per essere a disposizione e questo è ancora più motivo d'arrabbiatura se vedi la situazione da parte sua. Però alla base bisogna ringraziarlo, io la società e i compagni, perché tanti giocatori in queste condizioni non avrebbero giocato. Stefano Pioli, tecnico del Milan, commenta la sconfitta subita a Torino contro la Juventus. Che dobbiamo insistere perché la prestazione è stata sicuramente una prestazione positiva, quindi significa che la squadra sta crescendo, che però ancora non è sufficiente per ottenere delle vittorie e quindi dobbiamo lavorare meglio e gestire meglio alcune situazioni che anche stasera non ci hanno permesso di portare a casa un risultato positivo che per la prestazione che la squadra ha fatto avrebbe anche meritato. Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, commenta lo 0-0 ottenuto in casa contro l'Atalanta. Sappiamo il regolamento. Se un avversario va verso la porta è rosso, se non va verso la porta è giallo. Tutto qua, è chiaro. Poi, è chiarissimo che non andava verso la porta, era ultimo uomo ma andava verso sull'esterno. Per cui se vogliamo ogni volta alimentare, alimentiamo, però non è così. Su Fabio io l'ho ringraziato perché purtroppo si trova là ma non ha giocatori che gli possono dare le palle come lui ama. E piano piano, gli ho detto, gli ho promesso che piano piano farò anche questo, per cui io sono contento di quello che Fabio sta facendo. Ho saputo appunto che anche negli ultimi 2 anni si è sbloccato un pochino più avanti, vedo che già in allenamento comincia a centrare la porta nei tiri, per cui siamo vicini. Per De Pezzi, la nazionale italiana, il CT Roberto Mancini deve infatti fare a meno di alcuni giocatori che hanno dato forfait dopo la convocazione, tra questi Marco Verratti, che non potrà partecipare alle gare contro Bosnia e Armenia a causa di un infortunio subito nella gara di Ligue 1 contro il Brest. In sostituzione del centrocampista del Paris Saint-Germain, Mancini ha chiamato Sandro Tonali del Brescia. Altra defezione in attacco con Domenico Berardi, assente a causa dell'infortunio occorsogli durante Sassuolo-Bologna, che lo costringe a stare fuori dai giochi per le sfide di qualificazione ad Euro 2020.